Perché gli italiani non sanno l'italiano? Sabatini dà la sua risposta, ex presidente dell'Accademia della Crusca, in un articolo di qualche giorno fa, dice: vi spiego perché un giovane su 3 non sa l'italiano. Francesco Sabatini, Accademia della Crusca, commenta i risultati dei test invalsi. Sapete, lui è quello che tiene sulla Rai la rubrica Pronto Soccorso Linguistico, quindi ci prescriverà qualcosa da fare, ci indicherà alcuni presidi medico-linguistici. Ci dice: l'insegnamento dell'italiano in Italia non è una cosa facile perché veniamo da una storia che ha prodotto larghe masse di analfabeti. Vabbè, quindi la storia italiana che ha prodotto analfabeti. Vabbè. L'insegnante deve comprendere i meccanismi della lingua e come essa funziona. Quindi già qui, verso l'insegnamento, si indica un problema. C'è stata e c'è tuttora una formazione inadeguata. Quindi praticamente alla fine possiamo dire che può essere colpa degli insegnanti o di chi forma gli insegnanti, o forse vuole intendere un'educazione inadeguata agli studenti. Vabbè, però ecco il punto incriminato. Ripeto, da un lato le masse di analfabeti, dall'altro l'ostacolo rappresentato dai dialetti. Fanno di questa faccenda qualcosa di molto serio. Ecco, e quando noi cominciamo a ragionare della lingua italiana in questi termini, cioè gli italiani non sanno l'italiano perché sono analfabeti e perché parlano dialetto. Allora ci dobbiamo chiedere se le due cose sono legate, probabilmente nella mente di Sabatini sì, e ce lo dirà lui eventualmente se non è vero, ma il problema è allora sti dialetti che problemi causano, che cosa sono, che come influenzano, qual è il rapporto dei dialetti con l'italiano, ma soprattutto che cos'è l'italiano? Perché a questo punto ce lo dobbiamo chiedere. Se ci si lamenta che gli insegnanti di italiano parlano dialetto a scuola e ci sono insegnanti che ancora parlano dialetto, significa che il cosiddetto dialetto è sempre stato parlato e che è l'italiano che è arrivato dopo. Altrimenti la cosa che ci dovrebbe stupire sarebbe hanno iniziato a parlare dialetto. No, ma si è sempre parlato, evidentemente l'elemento naturale del sistema linguistico italiano è la presenza dei cosiddetti dialetti, che sono in realtà le lingue storiche d'Italia. Ma ci spiega però sempre Sabatini che cos'è la lingua italiana, perché se non abbiamo capito cosa che è l'italiano, è inutile che andiamo a insegnarlo, o no? Abbiamo una lingua antica, nobile, ricca, ma per letterati e poeti. La lingua vive e diventa facile da imparare quando è usata dalla massa dei parlanti nella comunicazione orale. Quindi questi sono i dialetti, cioè cosiddetti delle lingue storiche, usate dalla massa dei parlanti nella comunicazione orale. Questa è la lingua viva e facile da imparare, secondo Sabatini. Invece l'italiano non è facile da imparare. Perché? Perché è per letterati e poeti. Continua dopo comunicazione orale e dice: una lingua usata per secoli soltanto in letteratura, cioè l'italiano, non ha quelle scioltezze, quelle prontezze che la rendono adatta a tutti sia nel parlato che nello scritto. Io già di fronte a questo direi, praticamente ci ha detto che in realtà l'italiano è una cosa da letterati, che è vero, e che in realtà non è mai stata viva, perché altrimenti non ci si porrebbe il problema di dire le lingue vive sono più facili da insegnare. Poi si lamenta di un'altra cosa importante, dice, prima di arrivare a questa cosa sulla lingua madre e sull'inglese, vorrei farvi vedere un piccolo video, lo guardiamo insieme, lo commentiamo. Passiamo qua il nostro amico Sabatini, dopo andiamo ritorso. Vorrei farvi vedere questo video qua. Vi parlo un poco in veneto, un poco in italiano, se dico come che me viene. Vediamo se riesco a farlo partire. Ecco qua. Allora, questa è una puntata di Uno Mattina in Famiglia dell'11 dicembre 2019. Ve la metto così, spero si senta, e vorrei la commentassimo insieme. Vi dico che cosa ne penso. Ed ora, professore, diamo a piacere.
Dunque, credo che ogni tanto si debba cercare di diffondere una corretta idea di che cosa sono i dialetti, Giusto? sia perché è una materia interessante, piacevole, storicamente e funzionalmente importante, sia perché nel campo dialettale in Italia ogni tanto, quando ci sono tanti altri guai intorno, problemi seri, eccetera, qualcuno E questo si chiama benaltrismo, c'è dell'altro da fare, c'è ben altro a cui pensare, tipo, non so, la sanità, i buchi nelle strade, tipo, non so, mandare l'uomo sulla luna, no, no, quello no, perché queste cose culturali, che questa cosa dei dialetti, con questo termine ridicolo, vabbè, con le lingue storiche, si sta parlando di migliaia di anni di storia di tutti gli italiani, e quella è una cosa di secondo livello rispetto a una buca nella strada. Io capisco che la sanità sicuramente è la cosa prioritaria a cui dobbiamo pensare per sopravvivere, va bene. Però a quel punto, se questo è il ragionamento, se il benaltrismo deve essere, allora chiudiamo l'Accademia della Crusca, perché in fondo non comporta nulla sulla nostra sanità né sulle nostre buche nelle strade. Siete d'accordo? ritira fuori l'idea del dialetto che è una lingua che va difesa, va istituzionalizzata, anzi bisogna creare il patentino per i dialetti, altrimenti non puoi accedere, non puoi andare negli uffici, eccetera. Questo avviene di solito al nord, ma non soltanto. Avete capito, no? Il dialetto è un termine collettaneo, collettivo, aggregato per dire quelli là, perché alla fine non si può dire che tutto è identico, cioè alcune sono lingue nel senso descrittivo del termine, cioè il vicentino non è una lingua, il vicentino è una varietà interna al sistema linguistico veneto. Okay, quindi chiamare dialetti tutti sullo stesso piano, si può dire dialetto vicentino perché fa parte del sistema linguistico veneto, si può dire, che so, dialetto di Pistoia che fa parte del sistema linguistico del toscano. Bene, ma non si può dire dialetto veneto o dialetto siciliano. Vedete, già mettere insieme tutto, come dire dialetti vuol dire quelli là, devi dire, non so, il veneto, allora si capisce, allora si fa scienza, altrimenti stai facendo solamente propaganda, che è quello che ovviamente sta utilizzando questa argomentazione contro gli altri. Tempo fa ci è stato chiesto da una persona responsabile della regione Lombardia. Sì, perché se non vi domandavo altri non era mia responsabile. La lingua lombarda, non c'è una lingua lombarda, non c'è. Sono tanti bellissimi, importanti dialetti. Bellissimi, meglio morti. Ora è la volta del Veneto, non è la prima volta. Beh. Istituzionalizzare. Certo che non è la prima volta in cui si parla di lingua veneta è nel 1572, si trova scritto, e questo sintagma è utilizzato in un'opera letteraria appunto del 1500, e si parla già di lingua veneta, quindi sta tranquillo Sabatini, te ne sentirei ancora parlare, se sento anni che tentemo di dirvelo che il veneto sia una lingua come anche siciliano e napoletano, ma lo sapeva anche Dante, se questo è il problema. Il Veneto come lingua regionale per cui si può... Regionale è un'ostrega. Regionale significa nella regione, ma se il Veneto va anche fuori dalla regione non è più regionale. Se il Veneto anche va fuori dai confini della Repubblica Italiana, per esempio arriva in Slovenia e in Croazia, con l'Istro Veneto, allora non è nemmeno una lingua che ha un ambito nazionale italiano, è una lingua che ha un ambito europeo, e se va ad essere anche addirittura in Brasile e in Messico, ecco una lingua che ha una caratterizzazione geografica, quindi di distribuzione diatopica internazionale, quindi regionale per niente. Poi in Slovenia e in Brasile Saiga ha riconosciuto il patrimonio linguistico, non si capisce perché in Italia è stato, non dovrebbe fare la stessa roba, che ha fatto un vicino piccolo la Slovenia e un distante ben grande il Brasile. Usare nelle amministrazioni, nei certificati, eccetera, eccetera. Allora, lasciamo fare i politici che su questa materia cercano di ottenere o popolarità o qualunquismo. Si pretende di avere il trattamento delle regioni speciali dove c'è il bilinguismo per ragioni molto più complesse, quindi mi vorrà spiegarmi per che motivo, quali sono le ragioni complesse per le quali in Sardegna che c'è il riconoscimento della lingua sarda, o in Friuli, Venezia Giulia, che c'è il riconoscimento della lingua friulana. Quali sono le motivazioni straordinariamente importanti e differenti rispetto al caso, per esempio, del siciliano?
assolutamente comparabile a quello del sardo come aspetto amministrativo, istituzionale, riguardante autonomie speciali, eccetera, o appunto il Veneto, dove che si è riconosciuto diciamo, aiutare le minoranze ladine, ma non il Veneto, che è una minoranza secondo la visione ovviamente italiana, perché a livello della regione Veneto, il Veneto è maggioranza linguistica, secondo i dati Istat. Tutti dallo Stato. Questi sono giochi dei politici, speriamo che in campo nazionale non si dia retta a queste idee. Ma facciamo un po' di cultura scientifica. E tra l'altro, se per esempio si potrebbe aiutare a rinascere le cattedre di dialettologia che sono spesso erano nate poi ai primi rimaneggiamenti decadono. Che cos'è una cattedra di dialettologia? È una cattedra nella quale si studiano le lingue storiche d'Italia. E il concetto di dialettologia è abbastanza ridicolo, perché in realtà si tratta di linguistica storica italiana. E non si può ipotizzare di fare una cattedra di dialettologia e dire bonghemo sistemare il problema. Perché sarebbe come dire facciamo una cattedra di lingue romanze. E quindi là dentro si studia un po' di spagnolo, un po' di portoghese, un po' di catalano, un po' di galiziano, un po' di franco-provenzale, un po' di francone, un po' di romeno, un po' di siciliano, un po' di veneto, una spigoeala de sardo, una spolvarala de lombardo che mi ha fatto una cattedra. No! E perché non studiare semplicemente i patrimoni linguistici di ogni zona? In Veneto che sarà una cattedra del Veneto. Io chiamarghe senza lingua veneta e senza però dialetto. Cioè, che Veneto, cattedra di Veneto, come che si dice cattedra di italiano. Insegnamento di italiano, insegnamento di Veneto. Non c'è niente di strambo. O no? Quindi chi ama i dialetti, vuole conservarli, aiuti le università a tenere corsi di dialettologia. Ecco. Ma in breve. Ha utilizzato esattamente la parola che ci fa capire la sua visione, la sua Weltanschauung sulla questione linguistica. I dialetti vanno conservati, come che si fa con le mummie o con i pomodori sott'olio. Quindi resi inerti. Questo è il rischio e questo è la cosa alla quale si giunge se non c'è un riconoscimento della lingua che consente di utilizzarla in tutti gli ambiti. Già il Veneto lo doparemo, ma certi ambiti ne è preclusi per causa della mancanza del riconoscimento linguistico. Che differenza c'è tra una lingua e un dialetto? Oh, questa è la domanda giusto. Che vuole essere capziosa. Capziosissima. Nessuna da un punto di vista strutturale. Ferma tutto. Nessuna da un punto di vista strutturale. Significa che ogni lingua ha una sua grammatica e quindi ha una sua fonologia, una sua morfologia, una sua sintassi ed è lingua per ciò stesso. Strutture linguistiche complesse, tutte quante. Ogni idioma ha una struttura fonologica, morfologica, sintattica, lessicale molto complessa, perché il cervello produce queste forme complesse da un punto. Ah, quindi per elaborare un qualunque dialettaccio il nostro cervello ha bisogno di elaborazioni complesse, ed è vero. E anche il cosiddetto dialetto, la lingua locale, fa fare la stessa fatica che fa l'italiano per essere appreso, tant'è che il cosiddetto dialetto lo impariamo da piccoli senza saperne leggere né scrivere. Quella è la lingua madre. E la cosa interessante è che anche qui, ovviamente, si usa il termine idioma per dire un po' tutto. È vero, possiamo dire che idioma prende dentro sia il concetto di dialetto che quello di lingua. Quindi il vicentino ha una sua struttura, il veneto ha una sua struttura. Ovviamente il vicentino avrà degli switch, cioè dei bottoni, immaginate come un grande quadro elettrico, no? Ecco, rispetto alla media del Veneto, il vicentino di un certo posto avrà una luce in più e magari una in meno da un'altra parte. Ma attenzione, così anche per l'italiano, ma poi ce lo dice lui. Dal punto di vista dell'uso sociale, le differenze sono moltissime. Sì. Vediamo di identificare. Quindi il problema è sociale. Primo, che ci sia una forma abbastanza uniforme, unificata in un territorio molto vasto. Se abbiamo 10.000 persone o anche 50.000
entro una valle e quello è l'idioma di quella valle, non può essere compreso al di là della montagna. Non può essere Il Veneto compreso. deve- Quindi praticamente c'è gente che mi dice che parlando vicentino è andata a Barcellona e seghemo capio, perché lui parlava catalano, ade parlaimo veneto, seghemo capio, invece se il vicentino di città sale un po' per la Valle del Chiampo e arriva in collina verso oppure va su addirittura nelle montagne, non ci si capisce più. Questo sì che è scienza, professore. Grazie. esempio, che è il caso in questione in questi giorni. Ci sono molte differenze tra la parte di montagna e la parte di pianura. Del Veneto. Sappiamo che Venezia molti anni fa estese il suo potere nell'entroterra, quindi diffuse un po' il tipo veneziano Mi temo che anche sia a così. Padova e dintorni. Ma se si va verso Belluno, Feltre, Treviso, si trovano delle differenze notevoli. È interessante che Treviso non è niente all'entroterra, Treviso è insieme alle montagne. Vabbè, ma sarà convinto lui. Adesso però ne spiega, sentirei, il motivo perché il Veneto non è mia una lingua, perché ha delle varietà interne assolutamente inconciliabili col concetto di lingua. Ne segnalo alcune. Nel Veneto di pianura si dice gatto, il gatto. Nel Veneto di montagna si dice il gatto. È il gatto. Poi È il gat, sì, perché esempi piccoli. Ecco, e questa cosa è abbastanza, è vera assolutamente. C'è la parte del Veneto settentrionale, quindi corrispondente circa a un 10% del Veneto, che utilizza l'apocope anche sulle consonanti di quel tipo e non solo sulle sonoranti, come invece fa il resto del Veneto. E la roba interessante è però che se noi ragionassimo così, che c'è la possibilità di un solo standard e dovremmo chiederci come mai in italiano è possibile dire il sol invece di dire il sole. O non so, per esempio, mi viene in mente nella Traviata c'è la famosa aria da baritono di Provenza il mare il suol. Di Provenza il mar il suol. E allora quello non è italiano? No, ma quello è letterario. Va bene, se vuoi dire che tirar via la vocale finale diventa letterario, allora diciamo che il beunese è la varietà letteraria del Veneto normale. Femo cosita. Perfetto, risolto. Avanti. ancora Veneto in montagna, la formula di saluto è sani, cioè state sani. Altrove invece ciao. Oppure Sì, pecca che sei anche qua dei ragionamenti del registro da fare. Va benissimo, in tell'alta si dice sani e come che dopo in te bassa si dice ciao. Pecca però che ciao alla fine lo adopera tutti quanti e in tel tempo se le diventa una parola internazionale, ciao, che è appunto parola veneta e non italiana. Di conseguenza potremmo dire che ciao si può adoperare dappertutto e si può parlare in Brasile, in America, in Francia, in Germania, in Vietnam, non so neanche a dove, però il fatto che abbia un si dica sani, che lei ha un significato fia differente, e non è mia un sinonimo, non si può mia adoperare tutte e due le robe, e anche perché sani è solo per considerarsi, invece ciao le anche per incontrarsi, dopo che se funzioni diverse, non che il professore seghemo da dirla tratta là, va bene, tremo a Casoea de Malta e va bene tutto, però non si mia come che dice lui. Cosa dice io? Anche perché ciao, ripeto, se è una parola internazionale ormai, tutto vero che solo abbia uno si può parlare ciao e per questo motivo il Veneto non è una lingua? il plurale di toso. Toso! No, perché ferma tutto. Toso. E ora, gentile professor Sabatini, se lei è un esperto del toscano, che noi impropriamente e funzionalmente chiamiamo lingua italiana, ecco, perché va a parlare di un'altra lingua che è il veneto, dimostrando di non saper nemmeno pronunciare le parole? La parola toso, che lei ha appena detto, non esiste in nessuna variante del veneto. È la lettura sbagliata che fa lei, che utilizza l'italiano, la lettura della scritta italica, tipica del centro e del sud, ok? E è toso la parola, non toso. Però effettivamente questo tipo di errori è giustificabile per lei
se lei si astenesse però da parlare, se stesse parlando così al bar con gli amici, nonostante lei lì davanti abbia le tazzine del caffè. Il problema è che come chiedere a lei se il veneto è una lingua è come chiedere al presidente onorario dell'Académie Française se il portoghese può o non può fare l'inversione interrogativa. Che cosa ne sa? E lei ci sta dimostrando che non sa quello che sta dicendo. Ragazzetto, in alcuni dialetti è tusi, Tusi. quel fenomeno si chiama Metafonia. O metafonesi, è tosi. Quindi le differenze sono tante e chi vuole farsele spiegare nel caso del Veneto può... Le differenze sono tante, qualcuno dice tosi e qualcuno dice tusi. Intanto nessuno dice né tosi né tusi, ma semmai è tosi e tusi. Anche qui è sempre una questione di switch, cioè esiste o non esiste questa possibilità in più per chi? Per quelli in realtà della pedemontana, grosso modo. Era più esteso questo fenomeno, si trovava anche in veronese, oggi è abbastanza congelato sul Vicentino, possiamo dire, questa cosa. Peraltro non c'entra niente con la montagna, perché a Belluno questa cosa non c'è, e quindi c'è anche una descrizione reale decisamente imprecisa. Il problema qual è però? Che se noi pensiamo che queste differenze interne al Veneto, che ci sono, e possono inficiare lo status di lingua e dire che è un dialetto perché non ha uno standard, ci dobbiamo chiedere come mai in lingua italiana ci sono alcune parole che ognuno legge come vuole. Per esempio, nel momento in cui alcuni, ho guardato anche altri video dove la intervistano, professor Sabatini, perché lei non si mette a redarguire quei giornalisti che la chiamano professor Sabatini? Oppure ci può spiegare per che motivo in italiano si è stabilito, si è standardizzato di usare accademia con 2C, quando l'etimologia e tutte le altre lingue romanze, non solo, anche le altre lingue a livello internazionale, usano con una K sola. Accademia era in latino con una C sola, come in veneto, come in spagnolo, come in catalano, come in portoghese, académie con una C solo in francese, academy con una C solo in inglese. Ecco, non è che magari ogni lingua si fa le sue scelte anche nei casi in cui sono scelte particolari e fuori, diciamo, dalla media comprensibilità linguistica? Ma andiamo avanti. Andare all'Università di Udine e favorire corsi Udine? di dialettologia veneta per capire scientificamente. Ma le altre differenze tra una lingua e il dialetto dal punto di vista dell'uso riguardano la forma scritta sufficientemente standardizzata da tempo, non inventata a tavolino. Una sera giusto, standardizzata da tempo. Per esempio, in italiano si scrive obiettivo oppure obiettivo. Lei ha risposto in un pronto soccorso linguistico tutte e due. E le hanno chiesto, ma province si scrive con la I o con la E? La sua risposta è stata tutte e due. Ma allora... E ancora le chiedo, com'è possibile che i toscani possono dire, che so, il codice civile, mentre l'italiano standard è il codice civile? E perché alcuni dicono chiedere, mentre altri dicono chiedere? E perché alcuni dicono odioso e altri dicono odioso, come dice lei, come parla lei? Mi spiega se questa standardizzazione della scrittura ha qualcosa a che fare con, in realtà, il fatto che tutti parlino la stessa cosa? Non c'è assolutamente caso di parlare tutti nella stessa maniera, anche se viene imposto un sistema. Sarebbe come dire, facciamo come è fatto l'italiano, no? C'è una scrittura unica, mettiamo che sia il padovano, anzi il ciosotto, ok? E il ciosotto. Una scrittura unica, poi ognuno dice quello che vuole. Cosa dici? Facciamo così. Tanto guardi, tosi, tusi, è come, non so, l'italiano cuore e core, no? Perché qual è il problema? Si può senza problemi dire in italiano cor, core, cuor, cuore. 4 varietà interne. E cos'è l'italiano? È un dialetto, non si sa che cosa, ma l'italiano è un dialetto. Mettiamo d'accordo se il plurale deve essere tusi o tosi. Quindi standardizzato. Ci mettiamo d'accordo, professore. Si dice pronuncia o pronunzia in italiano? Data nel tempo e come forma scritta. E la
spendibilità, la possibilità di trattare materie non solo di tipo di conversazione, di colloquio, di vita reale, locale, eccetera, ma scienza. Quindi non basta, cioè la lingua, come dire, deve andare oltre la vita reale, cioè deve essere surreale, deve essere qualcosa di ulteriore. No, beh, sto giocando in questo momento, però dovete capire che se le nostre lingue storiche sono quelle della vita reale, quello ci sta dicendo, e ci sta dicendo che l'italiano serve per andare oltre la vita reale, va bene, ma non è che tutti devono fare scienza, non è che tutti devono scrivere leggi, o no? E quindi è come dire, no, se tu sei una lingua che non fa trattati scientifici, tu non sei una lingua, sei un dialetto. È come dire, se tu non sei uno scienziato, non sei un uomo. Questa cosa è come minimo classista, se vuole definirla così con un termine un po' antiquato, io direi semplicemente assurda. Diritto, filosofia, pensiero. Diritto! Questo fa di un idioma bello quanto ci pare una lingua. Torniamo in Drio perché è importante. Vediamo se so buon. Di trattare materie non solo di tipo di conversazione, di colloquio, di vita reale, locale, eccetera, ma scienza, diritto, filosofia, pensiero. Questo fa di un idioma bello quanto ci pare una lingua nel senso funzionale del termine. Fermi tutti. Cos'è che era l'italiano? Leggiamo un secondo. L'italiano ha questi problemi di apprendimento, anzi di insegnamento, perché abbiamo una lingua antica, nobile, ricca, ma per letterati e poeti. Quindi zero presenza come comunicazione orale dell'italiano, zero presenza di scienza, zero presenza di diritto. E allora? L'italiano non era una lingua. Quando l'italiano è diventato una lingua? Allora. Perché questo è il problema. Se l'italiano, anzi il toscano letterario, era letteratura, sostanzialmente, poco più, almeno fino al Settecento è praticamente così. E allora vuol dire che non era una lingua, era un dialetto. E quando è che è diventato lingua? È diventato lingua, effettivamente, quando è diventato la lingua d'uso nei contesti ufficiali di uno Stato. Tradotto, è diventato lingua nel momento in cui lo Stato ha deciso che si poteva usare solo quella in quei contesti. Tant'è che non si sono mai fatte, in Italia, delle leggi scritte in veneto o delle leggi scritte in siciliano. Ma se avessero scelto, visto che era il regno di Piemonte e Sardegna, ad aver unificato l'Italia, di utilizzare il sardo e di dire la lingua ufficiale diventa il sardo, cosa sarebbe successo? Semplicemente il sardo sarebbe diventato la lingua ufficiale, quella che noi oggi impareremmo a scuola, e il toscano letterario sarebbe rimasto dov'era, cioè ai dati, per esempio, di Tullio De Mauro, che ci dice che nel 1870, insomma intorno all'unità d'Italia, fuori delle regioni Toscana e di Roma, le regioni di emanazione dell'italiano, ok, ecco, la conoscenza media della lingua toscana letteraria, cioè il fiorentino del 300, che poi abbiamo cominciato a parlare italiano, ecco, fuori da quelle due regioni, Toscana e Lazio, sostanzialmente, sapevano l'italiano circa lo 0,5% della popolazione. Ovviamente che altro 99,5% gli era tutti muti. No, ognuno parlava quella lingua storica che da 1000 anni stavano sviluppando a partire dalle derivazioni dirette dal latino. Neanche mai, mi sembra, no? Andiamo avanti. Perché come dire che il Veneto non cammina senza trattati di letteratura. Il primo trattato internazionale scritto in Veneto è in variante veneziana del 1207, quando che Dante non era ancora nei pensieri di suo nonno. Se vogliamo addirittura scendere, 65 cava 7, 58 anni prima di Dante c'è già un trattato internazionale scritto in veneziano, e nello stesso periodo ci sono già
opere letterarie, il ritmo bellunese per esempio, o il lamento della sposa padovana in Veneto, quindi già opere letterarie in Veneto, quando che non solo esisteva l'italiano, ma non esisteva neanche il presunto padre putativo dell'italiano e non esisteva neanche il concetto del toscano letterario, eppure il Veneto che aveva già le robe che Sabatini dice scienza, pensiero, diritto, letteratura, anzi anche scienza se vuoi, trattato di botanica, trattato di algebra in Trevisan, e cos'altro che sei, del tutto. Beh, letteratura finché vogliamo, le faccio vedere su altri video, ma che abbiamo capito, cioè che è tutto. Recentemente che abbiamo fatto il primo manuale universitario in lingua veneta con l'Università del Francoforte, quindi anche la linguistica senza problemi la si adatta all'uso con la lingua veneta, senza nessun problema. D'altronde i termini che doparemo, morfologia, fonologia, non sono termini italiani, sono dottismi internazionali. Come li usa l'italiano nella sua forma, morfologia, fonologia, così lo usa il francese, morphologie, phonologie, e così useremo anche in Veneto, morfologia, fonologia. Cosa che problema che c'è? Non è mia patrimonio dell'italiano, il lessico della scienza, è patrimonio di tutte le lingue. Capito che c'è un problema di struttura qua, altro che insegnare l'italiano, qua bisogna insegnare la storia delle lingue, non so neanche come la logica, come si può definirla? Non lo so, andiamo avanti. Quindi molte persone, al di là del caso specifico dei veneti, che dicono ma che differenza c'è? Strutturalmente, lo ripeto, nessuna, perché sono tutte strutture complesse, funzionalmente molte, a prescindere da altri che hanno definito la differenza in questo modo. La lingua è un dialetto con cannoni e forze armate e flotte. Il dialetto no. Halt! Becca. Intanto era una lingua, cos'era? Una lingua, un dialetto con un esercito e una marina. Questa era la citazione, non si è ancora capito che cosa ha detto. Il problema è un altro. Quando è che l'italiano ha avuto è stato contemporaneamente la lingua di una popolazione che si esprimeva in uno stato che aveva una flotta, quindi una marina e un esercito? Beh, se vogliamo cercare una lingua che era utilizzata da tutta la popolazione e che aveva uno stato con un esercito e una marina, credo che l'esempio primo che viene in mente a qualunque persona, a qualunque intellettuale europeo o occidentale, sicuramente è la Repubblica Veneta. Quindi, professore, lei mi vuole dire che il veneto era una lingua fino al 1797, poi quando cade lo Stato veneto, improvvisamente quella che era una lingua diventa un dialetto? E allora quando è che l'italiano è diventato lingua? È stato dialetto, a questo punto, fino al 1861. Lì è diventato lingua. Ma allora il linguista ci dice, l'esperto linguistico, ci dice che i linguisti si devono arrendere alla politica, che è quello che all'inizio ha detto essere cosa deleteria. Quindi in sostanza sei una lingua solo se la politica decide che lo sei, perché lo Stato stabilisce, lo Stato con una flotta e una marina stabilisce che tu sei una lingua. Se questa è la questione, caro professore, allora bisogna andare avanti con la politica per tutelare il veneto, come dobbiamo fare anche con il napoletano e il siciliano, ok? Che sono quelle lingue, quelle tre lingue che in questo momento coniugano una alta resistenza, un'alta presenza e una grande, diciamo, struttura linguistica, un grande valore letterario. Non che piemontese, lombardo, gallo-italico in senso ampio non ce l'abbiano, anzi, solo che in quel caso viene meno un aspetto giuridico che è quello della tutela di una massa di parlanti, quindi sarà meno facile, non meno giusto, è giustissimo tutelare anche piemontese, lombardo separatamente o unitamente, però ovviamente c'è anche una questione, insomma, dimensionale, della quale si deve tenere conto, però della quale non si è tenuto conto per il sardo, che è stato riconosciuto nonostante abbia senza problemi varietà interne, questo lo diciamo, come ce l'hanno il ladino e ce l'hanno il friulano, ma sono riconosciuti. Invece appunto il sardo è anche poco parlato, almeno così dicono i sardi, che forse purtroppo si vergognano ancora un po' di parlare sardo, e quindi quando ci sono le analisi Istat, le statistiche dicono che parlano pochissimo il sardo a casa, però vabbè, impegnevole di più, amici sardi. Modo un po' deciso di... Allora,
se si vuole diffondere attenzione, amore, rispetto per i dialetti, si favoriscano i seminari e i corsi di dialettologia che Chiarissimo, professore. Nel Veneto. Sì, allora, se si vuole fare qualcosa per queste lingue, bisogna farlo a livello universitario, come nella maniera che ho detto prima, qua conserva, quindi litri de olio o de balsamo, imbalsamemo ste lingue e in modo che potremo metterle dentro un bel museo e o un cimitero, perché insomma non che sia purtroppo gran differenza, con una bella etichetta con sottoscritto questo era il Veneto, antica lingua parlata da me nono, da me mare e da me pare. Ecco, e trattare una lingua che è giunta qui dopo 1000 anni di storia, trattarla come un pezzo di antiquariato, una roba che deve morire, significa sostanzialmente volerla far morire. Il Veneto è ancora molto parlato e lo possiamo ancora, come dire, riabilitare. Il Veneto non ha bisogno di aiuti, finanziamenti, ha bisogno di essere riabilitato per poter entrare a fare tutte le cose che prima ci hanno detto che rappresentano lo status linguistico. Il professore ci ha detto prima che per essere lingua bisogna essere utilizzate a fare scienza, quindi le università, a fare diritto, quindi le istituzioni. Però ci ha anche detto all'inizio che è assolutamente contrario alla possibilità di una istituzionalizzazione delle lingue storiche. Quindi, io non ti consento di essere utilizzato nella scienza e nel diritto, e poi ti dico che non sei una lingua perché non entri nella scienza e nel diritto. Sì, ma te si dicono te me assi. Quindi, poiché il Veneto lo può fare, abbiamo tradotto senza problemi lo Statuto della Regione Veneto in Veneto, come accademia, di conseguenza non capisco quale sia il problema. Tradurremo anche la Costituzione italiana, magari che femo lesere anche a Sabatini, perché l'articolo SIE della Costituzione italiana parla della la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. De queste il Veneto, su 60 milioni di abitanti, e il Veneto che ha 4-5 milioni di parlanti in 3 regioni, insomma il Veneto e il Polla e il Gavaria da essere tutte A costituzionalmente. Attenzione, amore, rispetto per i dialetti, si favoriscano i seminari e i corsi di dialettologia. Ecco, sì, giusto. Chiarissimo, professore. Nel Veneto, a Udine, c'è una professoressa, mi fa piacere. Nel Veneto, a Udine? In questo caso, Carla Marcato, che può spiegare a tutti le bellezze e le particolarità dei dialetti veneti. Grazie professore. Grazie professore. Peraltro, insomma, Udine non si mi è in Veneto. Però non che mi ha torto, il professore ha giustamente una certa età, un bagaglio culturale diverso, e lui si ricorda quando che il Friuli non esisteva come regione e faceva parte del Veneto. Vediamo se lo ho qua. Sì. Ecco, vedi, questa cosa è una mappa del 1941 e dove c'è Udine? Udine è qua. Ma allora perché gli italiani non sanno l'italiano? Lo chiediamo ancora al professor Sabatini, ce lo dice lui in realtà. Perché deve spiegare perché un giovane su 3 non sa l'italiano in Italia. E ci dice, oltre al problema dialetti eccetera, che c'è un altro problema in realtà. Oltre al fatto che l'italiano in realtà è una lingua per letterati e poeti eccetera eccetera, ci dice però che in sostanza ormai bisogna puntare sui giovani perché gli adulti non studiano più. È difficile perché ormai l'adulto è impegnato nella vita e non si rimette a studiare l'italiano. Anzi, di solito sentiamo dire che è meglio approfondire l'inglese perché è più spendibile sul mercato del lavoro. Caro professore, è la cosa che avete detto a tutti da decine e decine di anni, che era meglio imparare l'italiano per una questione meramente economica, funzionale, no? Serve per il mercato del lavoro, serve per l'elevazione sociale. E quindi se adesso l'elevazione sociale non è più agganciata all'italiano, ma all'inglese, chi è causa del suo mal pianga se stesso, mi viene da dire. A malincuore, ma è così. Difficile, dice, che una persona adulta si rimetta a studiare la lingua madre. Ecco, questa cosa l'ho segnata in rosso, perché è l'errore fondamentale. Credere che in un'Italia nella quale, l'ha detto lui prima, tutti parlano dialetto,
Tutti hanno sempre parlato dialetto da secoli, cioè la loro lingua storica locale che si è evoluta direttamente dal latino. E dicevo, se questi tutti parlano quella lingua, la imparano dai loro genitori così, io stesso che ho 31 anni l'ho imparata dai miei genitori e quella è la lingua madre mia, non può credere che gli adulti, quelli che sono nel mondo del lavoro, che hanno 40, 50, 60 anni, mettiamola così, perché ormai in Italia si è giovani fin 40 anni, e che questi siano quelli che avevano l'italiano come lingua madre. Alcuni di questi ce l'hanno perché dei genitori non italofoni si sono sforzati, per forza o per amor, per citare il Barbiere di Siviglia, a utilizzare quella lingua, ad insegnare ai loro figli quell'italiano che loro scolasticamente hanno appreso. Qual è il risultato? È disastroso. Se un genitore che non sa bene l'italiano lo insegna ai figli, invece del parlare veneto, che lo sa bene e lo sa in profondità, e che insegna che il cincinin dell'italiano scolastico che ha imparato a scuola, i fioi vengono su con una lingua madre che ha la profondità di una pozzanghera. Questo è il problema. Per quanto possa essere ridotta la dimensione del cosiddetto dialetto, ha una profondità che è secolare. L'italiano è arrivato nelle nostre case, e lo dicono tutti, lo dicono anche i sociolinguisti, con Mamma Rai, con la televisione. Quindi l'italiano non è ancora la lingua madre degli italiani. Non lo è nemmeno nel mio caso, veneto de 31 anni. Ok? Quindi è questo il problema. E secondo il professore, perché l'università non dovrebbe continuare il lavoro delle scuole precedenti? Quindi perché non utilizzare anche l'università come periodo di perfezionamento e apprendimento della lingua italiana? Non basta mica le elementari, le medie, le superiori, non basta mica che si fa ore e ore di italiano, che tutte le altre materie vengono fatte in italiano, anche in inglese, tante volte si insegna in italiano, non basta mica, non bastano tutti i media, non bastano tutte le leggi, non basta ancora l'italiano. Non si riesce a imparare, non viene insegnato. Invece i cosiddetti dialetti vanno avanti da secoli senza alcuna cosa di tutto questo. Non è che sia una questione quindi paradigmatica, che gli italiani erano italiani anche quando non sapevano l'italiano? Perché questo è il problema. Se si è italiani solo quando si sa l'italiano, allora gli italiani non sono mai esistiti e stanno cominciando ad esistere ora. Se invece si era italiani in quanto insistenti in una certa cultura, un certo tipo di cultura o di geografia secondo alcuni, ecco, questa cosa, cioè il toscano letterario il fiorentino letterario del 300, non è un elemento fondamentale in questo sistema, è un elemento aggiuntivo, un elemento della classe intellettuale, forse, come lo è stato il francese. Gli stessi che sapevano il toscano, cioè l'italiano nel 700, sapevano anche il latino e il francese. Ok? Goldoni scrisse in veneto, ma scrisse anche in toscano, ma scrisse anche in francese, perché era come dire: ho la lingua mia, ho la lingua di una prima comunità, che è quella appunto italiana, che mi faccio capire da questi e vendo anche le mie opere a questi, e poi ho la lingua internazionale che è l'inglese. Perché non mantenere la stessa cosa normalissima anche nel caso odierno? L'italiano lo imparo a scuola, l'inglese lo imparo a scuola e il veneto lo continuo a imparare a casa, ma lo devo imparare anche a scuola. Per quali motivi? Per i motivi che ci dice sempre lui in un altro articolo del 2017, dove lamentava che la scuola, denuncia Sabatini, ha smesso di insegnare l'italiano. Lamenta che sostanzialmente la causa profonda del non apprendimento dell'italiano da parte degli studenti, quindi i professori universitari che si lamentano che le tesine fanno schifo in italiano, eccetera, hanno un italiano pessimo, dice: l'italiano ogni tanto lo si proclama nella nostra scuola come la disciplina centrale e trasversale per tutti gli studi, ma di fatto non viene coltivato come tale, anche qui per molti motivi, ma tutti riconducibili a una causa profonda. Attenzione! Manca ampiamente nel nostro mondo scolastico una cognizione scientifica del ruolo che ha la lingua prima nello sviluppo cognitivo generale dell'individuo. Continua. Errori di impostazione che le scienze del linguaggio hanno messo da tempo in evidenza. Ancora più avanti, la nostra scuola deve ancora scoprire che l'italiano in Italia è la lingua prima,
della quale il nostro cervello, se non vive in ambiente paritariamente bilingue, deve servirsi per conoscere nella maniera più ravvicinata e stabile il mondo, le cose e i fenomeni e sviluppare su di essi i ragionamenti da quelli elementari a quelli più complessi. C'è un problema, professore. Se l'italiano non è la lingua madre degli italiani, perché nel caso dei veneti è il veneto, nel caso dei siciliani è il siciliano, e lo sta diventando ora, significa che tutte queste belle cose che lei ha detto, e anzi che lei ha scritto, hanno a che fare con l'apprendimento della lingua prima, che nel caso dei veneti è il veneto. Quando noi apprenderemo correttamente anche avere un rapporto sano con la nostra lingua, che invece ci è stata continuamente alienata, come fosse una cosa sbagliata, invece non lo è. Ecco, quando avremo risanato il rapporto dei veneti con la lingua veneta, vedrà che si imparerà meglio anche l'italiano e poi anche l'inglese, cosa che però sospetto che per lei sia un problema, perché in fondo a questo articolo la chiosa è la seguente. Dice: il clima generale è in fondo creato dalle attese frettolose delle famiglie, soprattutto di quelle che chiedono di far studiare quello che secondo loro serve direttamente a trovar lavoro, meglio se all'estero. Tanto, si sente dire da non pochi, l'italiano prima o poi diventerà un dialetto europeo che non servirà a nessuno. Ecco, è ancora il discorso di prima. Il timore che lei, fa emergere con queste parole è proprio quello che l'italiano faccia la fine che voleva far fare ai dialetti. Se l'italiano non comprende non comprende anzitutto di non essere italiano, ma di essere il fiorentino letterario del 300, possiamo dire normalizzato da un veneziano del 500, in opposizione ai toscani del 500, che non volevano che fosse il fiorentino del 300, il vero toscano, ma il fiorentino vivente, reso un po' più social dalla visione di un lombardo, anzi un milanese specificamente, dell'Ottocento, Manzoni, e che aveva anche lui l'idea del fiorentino vivo, del toscano vivo, e invece poi che cosa si è fatto? Si è imposto a tutti quanti di studiare il fiorentino del 1300, il fiorentino letterario del 300, Dante, Petrarca, Boccaccio, però facendo un'operazione che ci fa concludere sul concetto di standard, facendo un'operazione abbastanza, non trovo il termine, mendace. E se noi guardiamo come viene insegnata la Divina Commedia, come è scritta la Divina Commedia nei nostri libri di scuola, nei libri di testo scolastici, ecco, quell'edizione non è identica alle edizioni iniziali, alla editio princeps, o editio princeps come la si vuole pronunciare in latino, cioè la prima edizione a stampa, e ai testi, autografi, che riproducono la Divina Commedia, che di Dante non abbiamo direttamente. Ecco, ma quei testi del 400 e del 500, quindi successivi, ma sono i primi che abbiamo, ecco, quei testi, per esempio, scrivono nel mezzo con una Z solo. Cammino come cammin, anzi, cammin come con una M solo, scusate, smarrita con una R solo, per esempio. Utilizzano, non so, nella canzoniere di Petrarca troviamo strazio scritto con la C, con la C con la sediglia, ok? Cosa assolutamente impossibile nello standard italiano, che quindi, come ci rivelano parole come provincie, giuoco, o cose di questo tipo di cui abbiamo parlato, obiettivo con 2B o senza, e cose così, ecco, ci rivelano che anche l'italiano non solo è cambiato nel tempo, ma fa riferimento ad un modello letterario vincente, ma l'ha ritoccato perché vuol dire che non funzionava e vuol dire anche che si è potuto fare. Che cosa sarebbe successo del modello standardizzato italiano? Perché lei dice non si può dire c'è uno standard della lingua perché ce la siamo inventata ieri sera. Ha ragione, non basta esserselo inventata, che sia ieri sera o 500 anni fa non fa alcuna differenza. Il problema è: viene utilizzata massivamente oppure no? Ecco, lo standard dell'italiano non è mai stato utilizzato massivamente fino a che non è stato imposto. Una volta che è stato imposto, è diventato massivo. Quindi, anche in questo caso, state ponendo ai cosiddetti dialetti, cioè le vere lingue storiche d'Italia,
di cui anche il toscano era un dialetto, che improvvisamente è diventato lingua quando lo Stato ha deciso di imporlo massivamente a tutti nel sistema che intellettualmente sembrava la cosa migliore, anche se c'erano anche lì diatribe, perché ovviamente la visione manzoniana del toscano vivo non era compatibile con quella poi che ha vinto, che era quella del toscano morto, perché un toscano morto non si muove, un toscano vivo invece bisogna seguirlo. Ecco, questa è la vera verità. E il Veneto è vivo, lo vogliamo insegnare vivo, vogliamo che chi lo parla in un modo possa continuare, possa conoscere, studiare anche dal punto di vista prettamente scientifico-linguistico la sua varietà. Un elettricista non può essere uno che vede, diventare un bravo elettricista da vedere il quadro elettrico immobile, sempre lo stesso per secoli. Per definizione la realtà si muove, si evolve, è flessibile, quindi per definizione lo studio delle lingue locali, nella loro vivacità, nella loro essenza viva, attuale e in continua evoluzione, questa cosa risveglierà dal torpore mortuorio nel quale ci troviamo, nel quale insegniamo un italiano imbalsamato e che i ragazzi, come quando si va purtroppo a volte al cimitero o al museo, che l'atmosfera delle volte è la stessa, è semplicemente in una teca, imbalsamato in una teca e pare non dirci più nulla. Se vogliamo rivivacizzare la società italiana anche dal punto di vista linguistico, l'unica strada, qui lo dico e qui lo scrivo, è ripartire dalle lingue storiche, sulle quali l'italiano si è innestato e oggi, con una certa miopia, crede di liberarsi da queste tagliando loro le radici. Ma se tu sei innestato, caro italiano, in Veneto sei innestato sulle radici del Veneto, della lingua veneta, in Sicilia sei innestato sulla lingua siciliana, se tu credi di tagliare le radici alla lingua siciliana e alla lingua veneta e prosperare su quelle terre, probabilmente non hai capito molto della realtà e un'analisi sbagliata condurrà a degli esiti ben più disastrosi dei problemi nei quali ci troviamo oggi. Quindi grazie al prof Sabatini che ci ha aiutato a fare tutti questi ragionamenti. Il video è un po' lungo, però è una cosa che ritenevo dovuta e una specie di piccola lezione, se così si può chiamare, il punto di vista di un veneto sulla questione linguistica italiana, sul problema dell'insegnamento dell'italiano, che è assolutamente e ineliminabilmente collegato con, nel caso veneto, con la lingua veneta, e ognuno farà le proprie considerazioni. Ciao a tutti quanti, grazie per l'ascolto, se volete commentate sotto e fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao ciao!